stai figando? No, adesso ci riprovo anch'io, nel senso che questa era l'ultima che ho finito la busta di tabacco, qua tabacchini non ce ne sono e adesso vediamo di permutare la fumata con fotografie, video, corse in bicicletta e altre cose, perché veramente mi sono rotto le Michele, ogni posto che andiamo lui fa sempre i tagliandi al camper, ho detto, lei è una roba incredibile, è terribile, Dio. Non so. Sì, siccome adesso ha smesso di fumare da 3 giorni, no? Allora deve far vedere che lui ha più resistenza, che fa gli sprint, no? Allora fa tutte le garette in bici, fa le accelerazioni. Adesso che sto riprendendo no, va piano apposta perché d'altronde è fatto così. Ho mai corso così tanto in bici, porca miseria, sono 2 giorni di bici after, cazzo che male alle balle con questi saltini. Cancaro, Raenta! Porca miseria, devo fare le gare, le devo fare, porca miseria, guarda che posti! Va a fare il bagnetto qua dentro, buttati dentro, guarda che bella acqua, limpida! Non sta a far caso a tutta la melma che le... dettagli. Allora l'Oseo! Oseo! Che bella barchetta da Sky, vedi? E noi altri qua in bicicletta, con i bici sgangarai, sì, in mezzo ai campi qua, a Ciapparpacche, in mezzo ai cocomeri. Memo 2 punti, Michele ha detto che gli fa male al culo e guarda di continuo gli uccelli di là, di qua, dappertutto, perché qua giustamente è pieno di avifauna. Ecco, ora siamo tornati qui con la sociale, no? Per fargli vedere la casetta che non ha visto. Sbrissa. Guarda la bomba del gas. Sì, ha avuto? Cioè, su. Per me camper. Bellissima, fantastica. Guarda che bella bomba, Mi non mi fiderai, guarda a destra con quanto che le fin. Che là no, che là le 3 centimetri. Sì. E guarda a destra che le un busette che te vede. Va su, veda che le anda su anche Andrea. Dai, va veda, dai. Va su, se andai tutti do. Paura. Dai, va veda il cammino. Cazzo, guarda che luce, avevo la macchinetta, guarda che luce che c'era anche lì. La luce sulla sedia che entrava, guarda che figata. No, stupendo, era questo a fare il video con la Sony. Vabbè, contentati alla GoPro. E del brutto muso di Michele. Ti dici, ma Yuri non puoi mettere una bella figa? No, Michele e Andrea. Così è. Sai anche che sei. Perché si può. Sì, la stima di Michele, no? Non è tanto vecchia, perché i mattoni, sì, perché i mattoni li hanno appena inventati, no? Porca troia. Già data 2016. Sì, madonna. Come Tavana, non so, Cavana, tutte le parole sue che si inventa. Cavana, barche. Cavana, è sgabbiotto, no? Cavana, è sgabbiotto per la barca. Tavana, come va il parcheggio per la macchina? Ma sì, qua d'altronde. Guarda che bella acqua, là va a fare il bagnetto. No, qua, visto che c'è il cesso là, mi deve fare la cacca. Vabbè, auguri. No, non so, adesso viene fuori questo è il sorgo, cioè ste parole, cioè proprio, cioè che sarebbe il mais, no? Le pannocchie e panozze, no, il sorgo adesso, no? Porca troia. L'illuminazione è che forse questa è una casa dei pescatori. Ma per me tanti campi da sorgo. Non so, che razza è veneti extracomunitari qua. Niente, deve tacchinare dappertutto, sai? No, va via che devo provare una roba, via tutti. Allora, 3, 2, 1. Vai! No, vabbè, quasi. Biga, e adesso via alla ricerca delle guacche. Nice, eccole lì. Le guaccone e dopo saranno anche le pecore perché non ho portato via la Sony, porco cane, quindi accontentati alla GoPro, però il posto è fantastico. Dai, andiamo. Permesso. Aspetta perché loro è più grosso, noi magari come me, quindi tec. Vero, via parcheggiare la bici. No, per la parte scherza, con la roulotte, il vetro che mi serve per la cucina. Ecco il ciuffetto che ha nella panza, testimone che è un toro. Michele, il nero è un toro, andiamo avanti noi. Ma va! Che figata, che posto incredibile, guarda che belle ste pecore, non mi ricordo la razza. Il torello sembrerebbe dagli atteggiamenti molto tranquillo, perché ci ha dato un attimo uno sguardo, dopo è tornato a mangiare erba. Quindi adesso ci fermiamo un attimo, lo facciamo abituare alla nuova prosemica, alla nuova distanza fra lui e l'ospite, diciamo. E dopo guarda le pecore, guarda che c'è l'agnellino, e con le GoPro le vedrai a 50.000 km, sono qua a 10 metri. È da bere, cioè.
Stupendo, che colori oggi, wow, da sfondo sta roba. Anche tu sei un torello? Cazzo, tutti e due torelli. No, buono. Le corna sono appuntite e anche quella ha le corna appuntite, corte ma appuntite. Vabbè, noi comunque siamo tranquilli perché in caso di necessità ci buttiamo giù di là, quindi 1, una 2 e una 3, sono tutti e 3 col pippino. Cioè, bello, cioè ti crescono, no, con le favolette, no, che entri dentro il coso del toro e questo ti corre e ti incorna. Sì, non guardarmi così, sto appena parlando bene che appunto non mi incorna, sto qua. Stupendo. Sì. Sì, qua non avevo neanche niente da dargli da mangiare, cioè vedi che cialtroni, c'è anche avevo le carote, aspetta, con la caramella mi hai traverso, avevo le carote in camper. Sai, vedi, hai la fortuna di avere il camper, di avere 2 o 3 robe per gli animali e io no, mi dimentico sempre, proprio non ci penso, ecco, quello non è che mi dimentico, non ci penso. Ciccio, vieni? Bellissima. Vieni o no? No? Va bene, torna a mangiare. Vai via. Se non vuoi venire qua io vado via. Sta a guardarmi così con sta faccia che dopo uno anche. Insomma, dai cazzo. Va bene, dai. Ciao torelli, ciao pecorelle. Ci vediamo. Che è pieno di chele di granchio, pezzi di granchio dappertutto. E diceva Andrea che sono gli uccelli, no? Che li catturano. Adesso glielo regaliamo a Michele. Fa per regalino. Sì, abbiamo trovato che niente, che ne statista. No, cazzo, guarda che c'è qualcosa, o è un aereo, non capiamo, un qualcosa che sta scendendo giù di fuoco. Vedi che ha tutto il fumo appena a destra dei pali della luce. Cazzo. Oh merda. Paura sì. Ma no, sì, è un segnale di emergenza, qui per barche. Sicuro? Un razzo di segnalazione, si è spento. Sì, ecco. Beh dai, meglio così. No, sta suonando in campagna. È privato? Non ti vedi chi sei arso. Ma con ombra. Dove fate? Festin bueo a noleggio? Schiena. Soveccio. Guarda che organizzation, ragazzo. Insomma, in visti ha detto dai che imbriaghiamo, che la faccia pensare, porca troia. Raduno bueo. Sì, in poche parole, oggi dobbiamo trovare Fradeo De Iuri. Per te il taglio. Modello taglio fratello. Eccolo qua. A posto. Uguali. Che la sua brava gente. Aspetta, ha detto spendi belle parole per noi. Esatto. No, ci hanno accolti e praticamente stavo andando di qua. Ci ha detto guarda cazzo andate, venite qua bene, no? Perché ci ha visto, no? Cioè i soliti faccia da singani e allora. Come ieri? Roselin dell'acqua mare, un po' più su voleva volare, sono una povera vergine, e mi faccio male. Ok, abbiamo salutato tutti i ragazzi. Oh, una coda! Guarda che coda, che dopo sembra che le conto. C'è tutta Jesolo completamente bloccata. Io adesso fuma. Ah no, forse ho smesso. Adesso da lì piccolo io mi sono fermato qui a Jesolo perché è tutto assolutamente bloccato. Non ha senso andare avanti, non ha proprio minimamente senso. Quindi starò qui un po' di orette tranquillo a casa e quando va via il tutto posso proseguire. Che in teoria dopo... che cazzo, proprio la tosse mentre sto parlando, porco cane, un po' di quel che si dice. Stasera magari si prova a ripristinare il sito. So, com'è qua lo smettere di fumare? A parte dura, ma secondo me più che il desiderio della sigaretta è un desiderio di uno stimolo mentale. Lo sto risolvendo diciamo con caramelle, frutta, cracker, cose del genere, ma se vado avanti a sto passo divento obeso de P, porca miseria, faccio il singano ciccione.